Buongiorno, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Canale Italia, martedì 2 luglio dell'anno 2013, come sempre in diretta a commentare le principali notizie della giornata. Aspettiamo le vostre telefonate, i vostri commenti, ci potete chiamare allo 049 63 11 11, questo è il nostro numero di telefono per intervenire. C'è molta politica in primo piano, anche se devo dire che le notizie principali che trovate e troviamo sulle prime pagine dei quotidiani parlano di quello che sta succedendo in Europa e di questa, chiamiamola tra virgolette, crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Pare insomma che siamo tutti intercettati, se non addirittura spiati, ma il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha detto: spiegheremo, insomma, vi faremo capire che cosa abbiamo fatto, che cosa è successo, ma tutti gli 007 cercano notizie. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Obama agli alleati: spiegheremo, ma tutti gli 007 cercano notizie. L'Unione Europea: violazione della fiducia. Grave frattura per le intrusioni dei servizi americani. Snowden chiede asilo a 15 paesi. Mosca apre. Busetto? Sì, mi riallaccio a quello che ha detto il collega. È grave la situazione e immaginare che appunto non ci sono alternative in Italia dimostra il fatto che, come noi sosteniamo, l'Italia ormai è già finita. L'Italia non riuscirà mai a riprendersi da questa crisi. Per noi vediamo già in là, guardando ad un Veneto indipendente, proprio perché è una situazione che è talmente collassata, è talmente implosa, e lo vediamo appunto anche in questo governo di larghe intese, con queste situazioni che ogni giorno, queste scaramucce, queste situazioni un po' paradossali, anche al limite proprio del... Per noi ormai l'Italia è un capitolo chiuso, dal quale proprio attraverso il Veneto indipendente possiamo dare una mano anche all'Italia. Questa è un po' la situazione dal nostro punto di vista. Chiediamo appunto con forza di poter arrivare almeno a chiedere ai veneti, attraverso un referendum democratico, con la proposta di legge 342 che è depositata in Regione, firma di Stefano Valdegamberi, di potersi esprimere se i veneti gradirebbero o fossero favorevoli ad un Veneto indipendente, alla nascita di una Repubblica Veneta. Il referendum è un referendum consultivo, sì, chiaramente, che tra l'altro siamo partiti con una campagna per promuoverlo, e addirittura i costi verrebbero completamente assorbiti da eventuali sponsor che abbiamo già recuperato, e anche i costi abbiamo sottoscritto una raccolta, diciamo, di volontari per fare gli scrutatori. Siamo già arrivati a oltre 600 persone volontarie che si sono rese disponibili proprio per fare gli scrutatori gratuitamente per questo referendum. Partiamo da Busetto, ovviamente poi Grigoletto e Stival commenterete. Credo che gli ultimi governi siano veramente stati governi di grandi proclami. Però ha sentito quello che ha detto Aldo, sì, dice: sì, io sono un elettore del PD. No, non posso non dargli ragione. Non fa una piega senza appunto coinvolgere gli ospiti qui seduti al mio fianco. Non fa una piega che PDL e Lega sono stati al governo da anni, quindi uno dice: è di nuovo, una volta sentiamo la stessa musica. Mi rilascio anche alla telefonata precedente del signore anziano. Chiaramente sono i giovani, vorrei ricordare lui che sono i giovani che lavorano che gli permettono poi la pensione, la corretta percezione della propria pensione. E quando leggo dati come quelli della CGA di ieri, dove le aziende da qua, piccole e medie aziende, che sono poi il tessuto connettivo e vitale del nostro Veneto, da qui a fine anno avranno circa 25 nuove tasse da versare,
o mi pare della CGIL di Treviso che sono già stati persi 5.000 posti di lavoro nella sola provincia di Treviso. Allora mi chiedo se il sistema regge è vero far partire i consumi, come dice Stival, ma con che soldi? Se la gente ormai è a casa. Io ho amici che mi chiamano quotidianamente, che mi dicono, agenti di commercio nei più svariati settori, nel settore per esempio della moda, che mi dicono ho lavorato un anno, mi vengono cancellati tutti gli ordini perché i negozi sono saturi di merce e la merce non esce, quindi non ci sono acquisti. Queste situazioni qua sono veramente un termometro. Io vorrei ricordare che noi, la nostra battaglia che portiamo avanti, il residuo fiscale del Veneto è pari a 20 miliardi di euro, il che vuol dire che noi, per sintetizzare, noi diamo circa 70 miliardi a Roma in tasse e ne riceviamo in servizi un 50 miliardi. Siamo in 5 milioni in Veneto. 20 miliardi diviso 5 milioni vorrebbero dire circa 4.000 euro pro capite. Voi provate a immaginare che cosa si riuscirebbe a fare con 20 miliardi di euro, abbassare le accise sulla benzina, eliminarle, abbassare l'IVA, e questo cosa comporterebbe? Comporterebbe sicuramente un aumento dei consumi, una ripartenza straordinaria. Il Veneto ha tutti i numeri per diventare indipendente. Per quanto riguarda poi la spesa pubblica, la spesa della burocrazia che è terribile e terrificante e che ha inchiodato e ingessato questo Paese. Io quando prima delle elezioni politiche molti amici mi parlavano, per esempio, Movimento 5 Stelle, cosa proponevano, erano anche idee condivisibili sotto certi aspetti. Ma quando si va a pensare, io porto sempre per esempio la spesa degli individui che lavorano nella forestale, la spesa della forestale che voi sapete migliaia e migliaia di persone, soprattutto localizzate in determinate aree geografiche del nostro Paese. Come si possono pensare di tagliare queste figure? Oppure il collega che diceva 2000, se non sbaglio, 2000 dipendenti nel solo comune di Padova. Sicuramente ci possono essere applicati dei tagli su questo personale, ma poi queste persone cosa le mettiamo a fare? Di che cosa vivono? Cosa mangiano? Quindi diventa veramente un caso sociale, del quale non c'è una risposta, e per questo i governi vanno avanti con i larghi proclami, con oggi leviamo l'IMU, ma poi la quadra, perché se voi siete abituati a lavorare in un'azienda, 2 più 2 dice noi tagliamo, ma non è che possiamo mandare la gente ma certamente, e qua non si tratta, capisce, di fare un taglio di poche decine di persone, qua si tratta di tagliare un apparato burocratico che è diventato enorme. Per noi addirittura ci siamo presentati alle politiche, ma da statuto di Indipendenza Veneta non abbiamo proprio una regola che non ci siederemo mai a Roma, quindi per noi è servito solo per farsi conoscere. Cioè nel senso che non vi candiderete mai? No, noi ci siamo candidati alle politiche per aumentare la nostra visibilità, ma da statuto nostro interno non saremmo comunque andati anche in caso di vittoria. Perché? Perché per noi, e come è successo con il Movimento 5 Stelle, siamo convinti che quando ci si siede a Roma quelle poltrone portano vizio, nel senso ci si sarebbe omologati, e la dimostrazione del Movimento 5 Stelle... il rischio, dice, del contagio da potere. No, è un contagio da potere che per cui magari il Movimento 5 Stelle è quello. Noi al secondo, terzo bonifico magari dici, beh, insomma... Ma è quello che si sta dimostrando in questi giorni, quindi non è con il Movimento 5 Stelle, mi pare che tutti i loro buoni propositi di inizio ben poca cosa poi siano serviti o stiano dimostrando. Credo invece, e lo affermo senza paura, il Veneto ha tutte le carte in regola per farcela come regione e per diventare uno Stato indipendente, una nuova Repubblica. Ricordiamoci che non parliamo di 150 anni d'Italia, il Veneto ha una storia di 1100 anni di Repubblica, è stata la Repubblica più longeva che ci sia mai stata nella storia del mondo, quindi abbiamo una storia, abbiamo un'identità, siamo riconosciuti come popolo da Roma ancora nel 1971, lo Stato italiano ci ha riconosciuto lo status di popolo. Non vedo perché non possiamo diventare in una maniera completamente Adesso siamo democratica. rappresentati anche da uno spot televisivo, quindi insomma ormai... Sicuramente, sì, vede che tanti prendono spunto dal discorso
del Veneto. Ci sono paesi con 5 milioni di abitanti, ci sono studi universitari che lo dimostrano, che funzionano in maniera egregia e perfetta. Cioè la macchina burocratica e statale sui 5 milioni di abitanti è una macchina molto più facile da gestire. L'Europa dei popoli sarebbe la vera integrazione dell'Europa dei popoli. Questa sera tra l'altro a San Martino di Lupari abbiamo una serata splendida dove ci accorgiamo proprio anche dalle serate che organizziamo che arrivano centinaia di persone ad ascoltarci. Questa sera a San Martino di Lupari c'è il nostro ospite, oltre all'avvocato Morosini, il nostro presidente onorario, e l'avvocato Luca Zano Cantarutti, il nostro presidente, c'è Carlo Lottieri, che è un professore di filosofia del diritto dell'Università di Siena, ma che anche lui come altri hanno sottoscritto la risoluzione 44, la carta internazionale che abbiamo proposto proprio per diffondere il principio di autodeterminazione dei popoli, che è un principio di libertà. Impegnava il presidente Zaia, il presidente Ruffatto appunto a confrontarsi anche con le istituzioni superiori a livello europeo per capire l'indizione del referendum, se poteva esserci. Io ho avuto modo di parlare con un suo collega regionale di sinistra, diciamo estrema, comunque non faccio il nome, ma che si è detto che poi l'ha votata anche favorevole, nel senso che l'indizione di un referendum è di per sé un atto democratico. Bravo, l'hai detto tu, è un atto democratico, per cui dice perché non dovrei un referendum chiedere ai veneti se fossero favorevoli. Roma purtroppo è sempre lontana dalle volontà popolari. Per questo, Busetto, voi non ci volete andare? No, non ci vogliamo andare. Allora, principalmente, di solito anche nelle serate raccontiamo una storiella che è anche simpatica, che è quella di 3 persone che sono in barca, una solo rema e le altre 2 si godono il sole. Dopo un po' quello che rema appunto si rivolge agli altri e dice beh, ma adesso è giunto il momento che qualcun altro remi, e questi gli rispondono facciamo una votazione democratica. E quindi chiaramente questo deve continuare a remare, è un po' un esempio. Perché i 2 votano... Un'altra cosa simpatica che è venuta fuori recentemente è il teorema della rana bollita, che c'è anche un video abbastanza scioccante, devo dire, su internet che gira. Se lei prende una rana e la mette in una pentola di acqua calda, la rana appena sente il calore schizza fuori. Noi purtroppo invece siamo come la rana bollita. Se lei prende una pentola di acqua fredda, non provate questo esperimento perché è allucinante, però c'è un video, ripeto, che lo conferma. La prendete di acqua fredda, la mettete su un fuoco e accendete il fuoco, pian pianino l'acqua inizia a scaldarsi e vedrete la rana non salta fuori, si conforma, si adatta, si assuefa al cambiamento di calore finché finisce bollita. Poveretta. Io mi rendo conto che in Veneto e anche in parte dell'Italia terribile, ci siamo assuefatti a questa, per cui aumentano le tasse, aumentano le imposizioni fiscali, ci sono i tagli dei servizi, ci sono le perdite dei posti di lavoro e ci abituiamo a tutto. Ci stiamo conformando, ci stiamo abituando, siamo assuefatti ormai, quando invece in altri io sono il massimo del pacifismo e ripeto il nostro è un percorso legale, democratico e pacifico, però la coscienza che diceva il collega Stival, che faceva l'esempio della Catalogna, in effetti dobbiamo prendere coscienza, dobbiamo ritornare coscienti che la storia non è una cosa che ci viene imposta dall'alto. La storia la facciamo noi, la storia siamo noi, singole persone, i lavoratori, le famiglie, che giorno per giorno costruiscono la storia di questo paese e di questa regione. Perché dobbiamo prendere questa coscienza, è inutile lamentarsi, qua si perdono milioni e milioni di ore a lamentarsi, quando invece possiamo veramente fare qualcosa per il nostro popolo. Possiamo diventare protagonisti, dice Busetto. Possiamo diventare protagonisti, perché sennò si finisce come la rana bollita.